Cari cittadini, sento il dovere di rivolgermi a voi e farvi conoscere la decisione di non presentare la mia ricandidatura a sindaco. Rimango convinto, infatti, che i cittadini debbano rimanere i veri protagonisti delle decisioni politiche e come capo dell'amministrazione ho la responsabilità di coinvolgervi direttamente per farvi sentire la mia vicinanza ed esprimervi la gratitudine per la fiducia che mi avete sempre manifestato. Ho il dovere morale e politico di rinunciare alla mia candidatura perché l'attuale momento storico che sta vivendo l'ente territoriale, contrassegnato dalla mancanza di risorse umane ed economiche, reso più difficile e complesso dalla dichiarazione di dissesto, impone infatti che l'autorità comunale sia assistita dalla piena fiducia delle forze politiche che la devono sostenere e dal rispetto delle forze di opposizione. Queste condizioni non ci sono più e quando mancano queste garanzie si deve avvertire la sensibilità di rinunciare responsabilmente a proseguire l'esperienza amministrativa. Con questa scelta serena intendo compiere sia un doveroso atto di servizio verso l'ente territoriale che ho avuto l'onore di rappresentare e sia una forma di rispetto verso la comunità locale tutta. Vi posso assicurare che l'interesse verso la città non è mai venuto meno e grazie all'impegno dei miei assessori, a cui va il mio più sentito ringraziamento, sono riuscito, nonostante la pandemia e il dissesto, a compiere concreti passi verso la ricostruzione, con cantieri aperti e interventi strategici che necessitano di essere proseguiti. Voglio sperare che la prossima amministrazione saprà completare tutti questi progetti e si potrà quindi realizzare la Gela del futuro, quella città greca che deve al mare, alla sua straordinaria natura, alla sua storia millenaria, una bellezza riconosciuta a livello internazionale di cui davvero dobbiamo essere orgogliosi. Mi permetto di ricordare i tanti progetti già avviati: Salone e area esterna Chiesa Cappuccini, Salone parrocchiale San Sebastiano, Piazza Sor Teresa Valsè, Biblioteca Comunale, interventi di ristrutturazione ed efficientamento nella struttura dell'IPAB Antonietta Aldisio, dove sono ricoverati i nostri anziani, Viale Mediterraneo, Via Niscemi, Via Navarra, Via Ventura, Porta Vittoria, Via Generale Cascino, Via Venezia, Via Recanati, Centro per anziani Via Giulio Siracusa, Youth Center, Lungomare Federico II, che va il tratto dalla Capitaneria di Porto sino al Lido La Conchiglia. A questi poi vanno aggiunti quelli in fase di avvio con i finanziamenti del PNRR, Orto Pasqualello, Palestra Stadio Vincenzo Presti, ex Mercato Ortofrutticolo, ex Scalo Ferroviario, Orto Fontanelle, Palazzo della Cultura, miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale e carrabile. E così tante vie, via Dalmazia, via Matteotti, via Istria, via Colombo, compreso il quartiere intorno a Piazza Toselli, il Parco Montelungo con la ristrutturazione della vecchia masseria. Importante poi è anche quanto realizzato sul fronte della sicurezza pubblica e della tutela dei cittadini, con un impianto davvero all'avanguardia di videosorveglianza, innovativo e tecnologicamente avanzato, che rende la nostra città davvero molto più sicura. Rimane il rammarico che talvolta non si è riusciti a sostenere un dialogo proficuo con l'opposizione e spesso il dibattito politico è stato inquinato da un clima di livore e di rancore personale che ne hanno condizionato negativamente la normale dialettica politica. Mi auguro che chiunque vincerà potrà lavorare in un contesto più collaborativo e si sappia trovare la più ampia convergenza e unità di intenti, con l'unico obiettivo di fare il bene della nostra città. Così come mi auguro che i deputati eletti nel nostro territorio sappiano difendere gli interessi della nostra città che tanto ha dato e poco ha ricevuto. Voglio scusarmi con voi
per ciò che non sono stato in grado di realizzare, ma vi prego di credermi, ho cercato di dare tutto me stesso, sempre nel rispetto della legalità e delle regole democratiche. Permettetemi di rivendicare un risultato sul piano morale. Mai abbiamo approfittato del nostro potere per ottenere vantaggi di natura personale. Un grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno collaborato in questo difficile percorso. Consiglieri comunali, dirigenti, dipendenti e collaboratori vari, ma soprattutto un grazie a tutti i cittadini e a quelle persone umili e fragili i cui bisogni sono stati sempre al centro del mio impegno politico-amministrativo. Spero che il prossimo Consiglio Comunale e la prossima amministrazione saprà dare alla città la risposta che merita e sappiano collaborare con tutte quelle forze dello Stato, prefettura, questura, magistratura e forze dell'ordine che hanno dimostrato in questi anni di essere sempre presenti e vicini alla nostra città.